mercato che avete superato la Lega sostanzialmente oggi? Beh, insomma, glielo dovevo al mio amico Coin, che era in prima fila, lo vedevo e quindi l'ho sollecitato, però so che la nostra è una competizione, una non competizione interna, perché il nostro avversario è sempre il centro-sinistra, per cui se una volta vince la Lega e una volta vince Fratelli d'Italia, noi siamo felici a prescindere. Siamo il primo partito in Italia e in Veneto gli amici della Lega ormai se ne sono fatti una ragione. Lo dice dal palco del Maggior Consiglio il coordinatore regionale De Carlo, che non si fa sfuggire l'occasione di marcare il territorio davanti al segretario del Carroccio trevigiano Coin, nel giorno in cui si sceglie il pariruolo dei meloniani nella Marca. Con lui sorrisi e strette di mano si sprecano, ma il refrain di Fratelli d'Italia da mesi è sempre uno: la regione ora tocca a noi. Coin, da par suo, non si scompone. Io non do così per scontato che Fratelli d'Italia esprima il prossimo candidato alle prossime elezioni regionali. Noi abbiamo un presidente che è Luca Zaia, si sta trattando ancora per un ulteriore mandato del presidente stesso e quindi io sono assolutamente fiducioso che il Veneto resti in mano alla Lega. I numeri però sono in questo momento dalla parte degli alleati, un solco che politicamente sta diventando un problema. Hanno fatto un'analisi reale su quello che è stato il consenso che è derivato dalle scorse elezioni politiche, dove di fatto noi siamo scesi sensibilmente nel consenso e loro sono il primo partito in Veneto, ma non solo. Il Veneto è il primo partito per Fratelli d'Italia e questo è anche un po' una responsabilità nostra negli ultimi anni, dove dovremmo capire dove abbiamo sbagliato e dove stiamo già lavorando per migliorare, per recuperare e per far sì che alle prossime elezioni amministrative, perché la Lega è comunque fortissima a livello amministrativo, ritorniamo a riequilibrare quelli che sono i rapporti di forza che ci hanno contraddistinto in questi ultimi decenni.